Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di Neo Sicilia. In apertura operazione Devozione a Catania, la polizia ha documentato un intenso traffico di cocaina, smantellando gli accordi tra siciliani e calabresi per l'arrivo della droga nell'isola. 13 gli arresti. Sono arrivate sul molo di Porto Empedocle le 10 salme di migranti trovati morti nella botola della stiva del barcone sul quale viaggiavano dopo la partenza dalla Libia. Secondo quanto ricostruito, i giovani che hanno dai 18 ai 30 anni sarebbero morti per asfissia. È finito in manetto un 21enne palermitano che in casa nascondeva crack, cocaina e un arsenale di armi rubate, tra cui anche una mitragliatrice. In corso le indagini per stabilire la provenienza delle pistole, se destinate alla vendita oppure a disposizione di organizzazioni criminali. E sono iniziati oggi gli esami per i 526.000 maturandi. Si parte con la prima prova scritta di italiano. Pirandello, Ungaretti, ma anche Rita Levi Montalcini tra le 7 proposte. Gli studenti troveranno interessanti le tracce d'esame, ha detto il ministro Valditara, spiegando che sono state scelte a marzo. È in chiusura il caldo record che investirà da oggi la Sicilia con picchi di 40 gradi, rappresenta un vero pericolo per la salute, lo affermano gli esperti della Società Italiana di Medicina Ambientale, che lanciano l'allarme circa le ripercussioni del repentino rialzo delle temperature sul corpo umano. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30.